Luigi Stuchino, sono professore in scienze scolar medias de Bacuavis, ho fatto litteras all'Università de Castello e con una tesi di storia del Sud de Sardegna, in plus mi sono appassionato e mi sono interessato per me da anni già di lingua sarda, ho lavorato finché in suffizio della lingua sarda di Nugoro e ho partecipato a me da iniziative culturali su la lingua sarda. Eia, fa vedere usare ad esempio, sti stau promene si comincia un problema che in Nugoro, essendo che vita una cittadina, una Murgai, un po' così vediamo diffusa sa mania dell'italiano come una maniera di emancipare, di migliorare la società, il suo lavoro, ma a me mi è sempre nascita questa cosa di far vedere su sardo e dunque eh, canto podio lo questionavo e ho sempre sicuro che le occasioni vino a vedere su sardo in sasi scola, mascamente quando ho fatto la superiore e ho la possibilità di conoscere vino a scumpanzos o di altre vidas a Inghirio de Nugoro, a Furrio de Nugoro e dunque a poter praticare di pruso sa lingua e che in pruso in famiglia non mancava occasione, anzi essendo meso insomma, de babbo elineso, dunque de Ozastra e mamma de Uliana, intendio già due varietà differenti del sardo in domo, in pruso, su nugoresu, de sa vita mia, mea, in pruso andando a mare a Gonone intendio su Dorgalesu e altra namusu gente di altre vidas che stiamo in sardo, dunque poi in plus università a podio confrontare su sardo meu che in so atteros e per me ci sta un arricchimento questo dello questionare sempre di più e che gente de medar de Sardegna. Eia, in su traballo meu fa unas cantas horas in sardu e ha poi cominciato o canno che mi hanno dato sul ruolo in scuola e dunque ha poi applicato su chi narata sale battuto duoso so alunni sono contento ormai di questa cosa e pro calincuno namo su chi ricode dell'imparare fino a sa base di sardu, sul fondamento che magari non hanno in domo la possibilità di imparare. Altro già sono pratico, però chi ricode di ponere in pare queste due situazioni e se mi fa che noi una cantidad di attività importanti e ponendo in uso come lingua veicolare della materia di studio. Dunque, in storia, pronare o in geografia, sto provando questa esperienza nuova, che dopo nare sono alunni sono contento almeno. Sono sicuro che all'imparare a usare a sospizzineddo a figlio nostro è una cosa fondamentale, così si scuola non può fare che su chi non fa che sa famiglia. Dunque, deve essere la cosa più importante a ponere in pari l'esperienza educativa familiare pari che si scuola a maniera che sa limba non abbarga isorta e non pacu la sada pro conto suo ma sia governata in si scuola e dunque mezz'orata fino a italiano noi lo impariamo innanzi di arrivare a scuola in scuola è schimur già è italiano quando però abbiamo bisogno di scuola per un mezz'orare, dunque per mezz'orare su lessico, mezz'orare su sintassi, rimaniare tutto sul patrimonio linguistico italiano e dunque in su sardo di toccare a fare questa stessa cosa, dunque imparare a usare in domo e in scuola approfondire e mezz'orare questa conoscenza della stessa lingua nostra. Che sto andando su conto, su usare in scuola è importante, che ritorna a salima nostra
questo importo, questo status che è fondamentale per la sopravvivenza in dia de oggi di una lingua. È chiaro che se non la poniamo in scuola, la lingua nostra barata, abbiamo una lingua che è de famiglia, de sos amigos, e sono cose buonas, però la siamo un poco ponendo a un'ala e dandole un tretto a strinto e non che può brincare con l'arlacanas però arrivare a essere una lingua che è sasatra. Dunque è fondamentale oggi le leggi vinas de tutela de sa lingua minoritaria come Sabato 82 e sa legge 26 fa vedere una claro in questo senso, non è il fatto del badas, è importante meda. Penso che sia una cosa importante meda e in altre regioni in Italia che hanno un statuto speciale come in Trentino infatti vinas in Valle d'Aosta hanno questo tipo di requisito proite non è discriminatorio come qualcuno non può pensare, è una necessità che tiene in conto appunto della realtà differente, una realtà culturale, linguistica che dunque se uno vuole andare a lavorare in Trentino non è che non lo può fare, però deve dimostrare di conoscere su tedesco e è una cosa giusta, però saccattare vinas mezzo in ambienti in cui stai lavorando e siccome questo requisito pertocca sugli uffici pubblici è normale che uno che lavora a contatto con il pubblico riesca a si relazionare in un ambiente, in una realtà linguistica differente. Dunque in Sardegna, invece di imponere l'italiano come lingua unica in amministrazione, da toccare infatti si deve pedire su sardo come requisito a chi si presenta sugli uffici pubblici chi siano sardos o chi non siano sardos, devono dimostrare di conoscere questa lingua, però servire mezzo su questa realtà sociale e linguistica clara.